Quarta corsa, premio Emestamo. Sono discreti 3 anni, non vincitori di 18.000 euro in carriera, 7 al via. 1 Davos dei Greppi, Roberto Vecchione, 2 Dalila Bar, Marco Stefani, 3 Domingo Bar, Marco Smorgon, 4 Dunia Mil, Federico Esposito, 5 Dylan Dog Font, Enrico Bellei, 6 Daino Toscano Chi, Antonio Di Nardo, in seconda fila 7 Diablo, Andrea Farolfi. Rinuncia al lancio Dylan Dog Font. Parte invece velocissimo dal 6 Daino Toscano Chi, che prende il comando come l'altra volta. Davanti Numero a Davos 4, dei Greppi, Dunia Mil, mentre squalificato. filtra lungo la corda Diablo in terza posizione, mentre c'è stato l'errore di Dunia Mil che è finita a tabellone. Siamo al paletto dei 200, già in rallentamento per il figlio di Napoleon Bar in 14,9, seconda posizione per Davos dei Greppi, poi Diablo, poi Domingo Bar, quarto alla corda, mentre avanza Enrico Bellei con Dylan Dog Font e avanza sui primi e raggiunge ora il sediolo di Davos dei Greppi. Tanti cavalli sono ormai in prossimità del paletto dei 600 metri, passato a ritmo abbastanza blando in 47,5. Sempre in vantaggio Daino Toscano Chi davanti alla pariglia formata da Davos dei Greppi e Dylan Dog Font, poi ancora Diablo con all'esterno Dalila Bar, mentre prende la via del largo anche il suo compagno di paddock, ovvero Domingo Bar. Siamo sulla penultima curva con praticamente 3 pariglie, sempre a condurre le danze Daino Toscano Chi, che arriva al chilometro in 1,18 scarso, sempre all'esterno Dylan Dog Font su Dalila Bar, poi Domingo Bar, mentre il treno interno è composto da Davos dei Greppi e Diablo. Ora si accelera con un parziale in meno di 14 di là da parte di Daino Toscano Chi, che allunga. All'esterno ancora tonico Dylan Dog Font lungo la corda Davos dei Greppi, poi Dalila Bar, mentre gli altri sembrano non poter interferire. Ancora curva veloce, retta d'arrivo, in vantaggio Daino Toscano Chi, che prova l'allungo, si butta di dentro Davos dei Greppi, all'esterno Dylan Dog Font, ultimi metri, vince ancora molto bene Daino Toscano Chi su Davos dei Greppi e Dylan Dog Font. Bella vittoria, il doppio per Antonio Di Nardo, stavolta per Afrim Schmidra, i colori di Francesco Paolo Gianguzza. Daino Toscano Chi è andato in testa col 6 e poi ha corso molto bene, facendo addirittura poco più di 57 l'ultimo giro, media di 1,14,3 per il figlio di Napoleon Bar in corsa di testa. Vittoria veramente meritata.